Dopo mesi di impegno e battaglia da parte del senatore veneziano del PD Ferrazzi, sono stati votati e trasformati conseguentemente in legge due emendamenti sulla plastica per tutelare al meglio l'ambiente. Il primo obiettivo che avevo è quello di superare una cosa folle che ho trovato nel nostro sistema nazionale quando sono diventato senatore 2 anni fa, cioè noi nel nostro paese abbiamo l'impossibilità ad oggi, avevamo prima della mia legge, di produrre bottiglie di plastica riciclata PET e se non utilizzando ogni volta almeno il 50% di materia vergine. Era un favore insensato probabilmente all'azienda della chimica e del petrolio. Ora finalmente invece è possibile produrre bottiglie di plastica riciclate PET al 100%, tenga conto che sono le bottiglie che usiamo a miliardi, ne produciamo 115 miliardi all'anno in Europa. Un grandissimo risparmio in termini ambientali, un grandissimo risparmio in termini energetici, un grandissimo miglioramento per il sistema nazionale, perché noi abbiamo paradossalmente nel nostro paese tra le migliori aziende al mondo che fanno bottiglie di plastica riciclate. Questi macchinari non potevamo usarli nel nostro paese, ma li vendavamo ad Atlanta piuttosto che al Giappone, piuttosto che al Brasile. Una insensatezza che grazie a Dio abbiamo superato con questo primo emendamento. Il secondo riguarda una questione già affrontata più volte e che ora diventa realtà. E vietiamo da luglio del prossimo anno nel nostro paese la produzione, dunque il consumo di i cosiddetti prodotti di plastica monouso, cioè i bicchieri, quelli usa e getta, le posate, i piatti, i cotton fioc, le cannucce di plastica, eccetera, eccetera. Però facciamo un salto in avanti. Non solamente vietiamo questo, ma consentiamo invece l'utilizzo di questi prodotti se fatti con plastica biodegradabile, plastica compostabile o comunque plastica in aumento dal punto di vista della percentuale appunto del riutilizzo.